Questa è induzione al suicidio. Questo è induzione al suicidio, maresciallo. Questo è induzione al suicidio. Io le armi contro di voi non ci penso neanche, questo mi piace di me. Chiuso, asserragliato in casa, ma in costante contatto con l'esterno. Il canale YouTube di Luca Orlandi si chiama Aeticons, attivo da 2 anni. Quello spazio virtuale è divenuto nel tempo il suo diario, nemmeno troppo segreto. Da quando è iniziata la trattativa con le forze dell'ordine, i video di Orlandi hanno raggiunto visualizzazioni da record. Il primo, dove ripetutamente parla di istigazione al suicidio, in poche ore ha toccato le 16.000 visualizzazioni. Ora sono le 7:45. State facendo induzione al suicidio, maresciallo. E qualunque cosa voi lo chiamate, è induzione al suicidio. Al primo video, datato ieri sera, ne seguono altri 3. Provo a rendere efficace la comunicazione, è il secondo. Le parole sono rivolte al mediatore che da ore sta dialogando con lui attraverso un megafono, il maresciallo dei carabinieri. Ci sono modi e modi di essere morti nella vita. Spero che tu lo sappia. Il terzo. Non credo che i commenti siano una buona via. Sono popolati da gente e mi stanno dicendo di costituirmi. Per cosa, Marco? Per cosa devo costituirmi, Marco? L'ultimo, exit strategy, strategia di fuga, 14 minuti, 1852 visualizzazioni in un'ora. Avete creato questo scenario di irreversibilità. Qual è la vostra exit strategy? Quando siete entrati qua, Marco? Quando siete arrivati qua a fare questa cosa qua? Qual era il vostro piano B? Un dialogo surreale che prende forma nella sua mente, mentre attorno Cordovado è un paese in lockdown. Devi portarmi in qualche modo a stancarmi di essere qua, ma sarà difficile, dovete lavorare parecchio perché io amo la vita. Io amo tantissimo la vita, lo dico e lo ripeto, io amo tantissimo la vita, l'insano gesto. Devi portarmici all'insano gesto.